Basta vedere questa è un'altra pianta che sicuramente avete notato, molto difficile questa pianta. Questa qua? No, niente, l'altro visto che avevo io qua. Non l'hai visto? Lo stavo un ragno così. Ragno? Ma le vedi che sono come un ragno. Questa pianta che abbiamo visto, qualcuno sa dire il nome? Prima. Giovanni. Mirella. Questa pianta è anche quella... Marinelli. Quella di Montpellier. Il cisto di Montpellier. Il cisto quando si sviluppa a seguito di quale evento? L'incendio. Ma anche quella? Anche la Daphne? Quella è una pianta tipica Il cisto di Montpellier. Vabbè, un ambiente aperto, perché dobbiamo comunque distinguere ad esempio vari tipi di formazioni vegetali. Abbiamo il bosco, la macchia dove sono presenti comunque arbusti di altezza variabile di 1-2 metri. Qui abbiamo la garriga, dove comunque l'altezza non sarà lo strato erbaceo. Invece queste sono le orchidee, la Anacamptis pyramidalis. Vediamo così. Sono orchidee queste viola, le ho viste altre volte. Comunque a me risulta un altro nome, vabbè. Può darsi che sono in cattività. No, ci sono orchidee proprio della famiglia Orchidaceae, che sono di presa. E quelle le ragno. sono Quell'erba Scusami, l'asti? Era così, era così. Ah, ok. Stava così. Forse è un campo completo. Scendeva, facendo da sola. si chiama Cappelledera delle Cacche perché crea ed è una pianta presente un ghilandolo, crea un effetto magico. Beh, molto bello, bello l'effetto che ha quando è un campo esteso. Poi qui abbiamo un'altra pianta tipica della macchia mediterranea che è quella là. questa che pianta? Che è quel profumo che sentivamo, che sentiamo. Finocchio? Ah, quella è la spara. Sì. Quella è la squadra. Ma non è acceso. No, no, è tranquillo. Vedi le Vai stand by. Vedi le Sono foglie, questa è un'altra la Verde come blu, dicevo sì. prima. Più blu che viola. Nell'ambiente mediterraneo le piante per ridurre al massimo le perdite per evapotranspirazione di acqua trasforma le foglie in spine. Quindi quello è un altro esempio di pianta che ha adottato questo tipo di strategia per poter sopravvivere. Questa pianta proviene, l'ho studiata tempo fa, un esame, proviene dalla Persia e in persiano asparago si dice asparag, che significa germoglio. E la prima università del mondo, la scuola medica salernitana, che è nata nell'Alto Medioevo a Salerno, si è occupata dello studio di questa pianta, ispirandosi comunque alla sapienza delle streghe, perché le prime farmaciste erano le donne e le prime agricoltrici erano le donne, l'agricoltura è nata con le donne, non con gli uomini, e ne studiava i suoi effetti, pare che avesse qualità legate alla fertilità maschile, l'asparago. Le streghe, le donne che si occupavano della farmacopia medievale lo consigliavano, lo suggerivano per problemi legati alla fertilità maschile. Un po' di asparagi. E proviene dalla Persia e è arrivato ai greci attraverso l'Egitto, Almeno due. perché Dario di Persia aveva conquistato l'Egitto e l'aveva introdotto in Egitto, poi le colonie greche della Libia, del nord dell'Egitto lo importarono da noi in Europa mediterranea. Si trova a Rutigliano. E si trova a Rutigliano.
Siamo un po' frammentati. Ripassate magari un'altra volta, potete avvicinarvi sotto quella grotta e se siete molto attenti potrete vedere le borre. Le borre sono dei rigurgiti di uccelli dovuti sì, sono rigurgiti e come potete distinguere queste le borre? Se le esaminate attentamente potete vedere delle piccole ossa che sono comunque dovute alla digestione di questi animaletti che soprattutto uccelli di grosse dimensioni mangiano, per cui poi con la digestione vengono eliminati in questo modo. E perché stanno proprio nella grotta lì? Cioè come una Perché toilette sono per uccelli, dei posatoi che si appoggiano sulla parte superiore, perché comunque è una zona dove nessuno può raggiungerli, per cui molto spesso cercano delle zone a riparo dalle persone, per cui fanno lì quel tipo di operazione. No, Ah, da Trigurgi. anche sì, rigurgito anche dalla bomba. Sì.
di specie tipiche della macchia mediterranea. Ora, questa sapete dirmi cos'è? Questa pianta? Sì. Allora, questa pianta è lentisco. Anche questa pianta ha adottato delle forme particolari di resistenza, ossia la foglia è molto dura, proprio come forma di sopravvivenza durante gli eventi siccitosi.
dipende da che cosa esce, potrebbe uscire bene. Aspetta. Perché dei problemi l'abbiamo risolto, capito? Senti, Aspetta.